Fuori per 2.000 ettari, 2 volte Catron, 4.000 stadi Tenni. Treviso conta ben più di 350.000 abitanti, ma si estende per poco meno di 2.500 km² e così addio provincia, accorpata con ogni probabilità a Belluno. A volere questo è stato il governo, a definire come sarà la regione. Il compromesso trovato prevede che il livello istituzionale intermedio non venga cancellato, ma fortemente rivisitato e ridimensionato nella fisionomia territoriale, nelle competenze amministrative. Ma viste dal Veneto, prospettiva leghista, quelle del premier Mario Monti e dei suoi ministri sono evoluzioni da pattuglia acrobatica. Non hanno avuto il coraggio di chiudere le province, non hanno avuto il coraggio di tenerle tutte aperte, ci hanno preannunciato ristrutturazioni e oggi abbiamo l'autentico disastro. Ormai però al Sant'Artemio prendono atto della decisione e si preparano a spostare le barricate su un altro fronte. Elezioni di primo livello per gli enti di provincia, per avere l'autorevolezza per poter riorganizzare e definire quei servizi essenziali: ambiente, pianificazione d'area, trasporto pubblico, trasporto privato. Se il PD propone Vittorio Veneto come sede naturale della nuova provincia Treviso-Belluno, la Lega promette dunque ancora battaglia. Sant'Artemio io non metterei il carro davanti ai buoi, esiste la provincia di Treviso e faremo in modo che continui ad essere così. Già da lunedì noi daremo lo sfratto a tutti questi enti statali che non vogliono più pagare l'affitto. Tagli sì, ma non lineari, e intanto un controstudio del Carroccio punta a dimostrare che il Veneto può essere graziato dalla spending review. Per questo proponiamo il parametro delle spese di funzionamento, tenendo conto delle spese dei comuni, ma soprattutto del costo del personale, in maniera che si colpiscano soltanto quei comuni, soprattutto al sud, che non sono virtuosi.